Un po' il microfono. Buonasera a tutti e bentornati alla manifestazione. Questa è la seconda della svolta. A nome di tutti, però, consentiteci di ringraziare le persone che hanno dato vita a questa, biologicamente a questa lista, che sono le nostre mamme, tutte le mamme di Pignataro. Auguri, buona festa della mamma a tutte. E proprio questa ricorrenza così importante, così sentita e anche così delicata mi dà l'occasione non solo di salutarvi, ma di iniziare questo mio brevissimo intervento prima di passare la parola agli amici della Svolta e a Raimondo Cuccaro, al quale io voglio tributare un applauso a nome di tutta la piazza, di tutti i candidati, per quello che sta facendo non solo in questi giorni, per quello che fa da 30 anni per Pignataro Maggiore. Grazie Raimondo, grazie. Qualche giorno fa parlavo proprio con una giovane mamma di Pignataro che meglio di me che faccio il giornalista, ma forse anche meglio di chi fa il politico, ha saputo inquadrare il perché, il senso di queste elezioni a Pignataro Maggiore, un po' come la canzone di Vasco Rossi, devo trovare un senso a queste elezioni. E mi ha detto una cosa molto bella: non voterò le altre due liste, voterò la Svolta, perché sinceramente ho un po' paura a votare le altre due liste, in quanto una potrebbe vendere metà Pignataro se dovesse vincere, l'altra potrebbe comprarsela metà Pignataro. La Svolta non tocca Pignataro, non tocca nessun interesse. Ma soprattutto, credo che mi sentiate bene, soprattutto, ciao Pasquale, soprattutto una cosa molto importante, questa però non me l'ha detta questa giovane mamma: ci troviamo di fronte in questo momento due liste, le nostre due liste avversarie. Dico nostre perché io mi sento forse più coinvolto di voi ragazzi in questa tornata elettorale. Ci troviamo di fronte a due liste, pensateci un attimo: c'è Unione e Libertà, che è la lista delle persone che hanno già avuto, mentre ce n'è un'altra lista avversaria che si chiama Amare Pignataro. Ci dà la sensazione che sia la lista di quelli che devono avere. Qui nessuno deve avere niente, in questa lista nessuno deve avere niente. Ma soprattutto mi preme stasera rispondere a un signore che qualche giorno fa, in una kermesse quasi teatrale che hanno spacciato per comizio quelli di Unione e Libertà, ma era una kermesse teatrale, ha detto che io e altre persone siamo un poco i pupazzi nelle mani di Raimondo Cuccaro. Beh, per noi è molto bello essere i pupazzi nelle mani di Raimondo Cuccaro, perché quel signore che ci ha chiamati così, secondo i magistrati, è un pupazzo nelle mani dei casalesi dello zuccherificio Cherò. È un pupazzo nelle mani dei casalesi dello zuccherificio Cherò. Ed è il candidato sindaco di una lista. Questo signore, che oggi, sempre secondo i giudici, cari amici, va a trattare con lo zuccherificio Cherò e va a trattare in questo modo. Ascoltatemi, sarò brevissimo. Se hai bisogno, andrebbe a trattare, usiamo il condizionale, se hai bisogno di licenze edilizie non c'è problema, l'importante è che dai 4 posti ai miei parenti. Questa è la persona che ci ha chiamati pupazzi, avete capito? Questa è la persona che ci ha chiamati pupazzi, è la persona che il 17 marzo, il candidato sindaco della lista Unione e Libertà, ha detto lì, vedete dov'è la macchina dei vigili urbani, vesto questa fascia, la fascia del sindaco, lui è il vice sindaco, era il vice sindaco, vesto questa fascia per chi è andato ingiustamente in galera. Ma come ingiustamente? Ma se nel 2003, caro avvocato Mazzuccolo, hai scritto tu all'antimafia, abbiamo la lettera, e hai detto tu: arrestate Giorgio Magliocca perché frequenta i mafiosi. Nel 2003 l'hai detto tu, sei stato il primo, fino a quel momento non ci saremmo mai sognati. E allora abbiamo capito, lo abbiamo capito tutti, che questo ragazzo non fa le cose seriamente. Vi ricordate bene quando era all'opposizione e attaccava Magliocca, appunto scriveva all'antimafia parole durissime, dicendo: guardate che questo sindaco Giorgio Magliocca frequenta i mafiosi. Poi
dopo un annetto ha cambiato completamente opinione, e che cosa fa? Si va a candidare con Magliocca, è storia recente, la conoscete. Quindi da stasera questo ragazzo che non fa niente seriamente, fa tutto per gioco, io lo voglio chiamare insieme a voi Piergioco, perché questo è il nome che merita, Piergioco, non altri. Chiudo subito perché ho già Raimondo che mi prende attacchi sotto. Chiudo subito. Vorrei chiedere a questo signore che tanto ci ha attaccato, ne ha dette di tutti i colori, li avete visti l'altra sera? Erano su questo balconcino come dei verginelli. Sapete, quelle persone che non hanno mai fatto politica, non si sono mai sporcati con la politica. Noi abbiamo 2 ordinanze scritte da 5 magistrati, all'interno ci sono almeno 17 reati diversi. Sono tutti errori dei magistrati, Piergioco Mazzuccolo? Mi dovresti rispondere soltanto una cosa: è vero quello che scrivono i magistrati, che non solo hai trattato con lo zuccherificio Cherò e per questo stiamo zitti, ma soprattutto che hai portato a compimento corsi di formazione mai partiti realmente, c'è la tua firma, lo dicono i magistrati, ci rispondi? Ma soprattutto, continuo a dirlo, c'è anche qualcosa di scabroso, tutti i docenti di questi finti corsi di formazione erano tuoi parenti e tuoi amici, e saremmo noi i pupazzi. Tu tratti con Cherò, noi trattiamo con Raimondo Cuccaro. Grazie. Mi sono dilungato troppo, ho avuto dei calci negli stinchi, non potete sapere. Signori, l'architetto Pietro Vito. Grazie Salvatore, grazie amici di Pignataro. Non posso certamente nascondere l'emozione che mi assale in questo momento nel parlare da questo storico balconcino che ha ospitato tanti personaggi illustri della politica pignatarese. E siccome sono stato scelto questa sera come persona adatta, non so per quale motivo, a rompere il ghiaccio, voglio approfittarne per fare un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati di tutte e 3 le coalizioni e non soltanto a quelli della mia. Molti di loro sono tutti miei amici e saranno sempre miei amici anche dopo le elezioni, perché al di là di come vadano queste elezioni dovremmo dopo tutti metterci insieme e lavorare all'unisono per il bene del Paese. Premesso questo, credo sia il caso di entrare subito in argomento. Pignataro oggi vive un momento difficilissimo, forse il più difficile degli ultimi anni. E non mi riferisco alle ultime vicende, mi riferisco a un concetto che riguarda la vita che si svolge in questo Paese, quindi alla vita, al concetto della vivibilità di questo Paese, della vivibilità di una cittadina che attraverso i suoi personaggi illustri ha dato e continua a dare molto alla cultura, alla scienza, alla musica, della vivibilità di una cittadina che per la sua posizione geografica e per i suoi ottimi collegamenti con l'esterno, parlo dell'autostrada, della nazionale caselina, delle ferrovie, è praticamente diciamo, è un paese che dovrebbe avere una marcia in più rispetto ad altri comuni limitrofi. Allora ci si chiede perché siamo da molti anni, da decenni, costretti a vestire i panni di semplici spettatori di un progresso che riguarda soltanto altri comuni ma mai il nostro. E ci si chiede ancora quale sia la chiave di lettura per far sì, per innalzare il livello qualitativo della vita in questo Paese, scusate. A questo punto io da tecnico ovviamente non posso esimermi dal parlare di uno dei più grossi problemi, o meglio del problema principale che attanaglia ormai il nostro Paese da decenni, ovvero quello del piano urbanistico comunale. Ma vi confesso che ne avrei fatto volentieri a meno, e non perché io lo ritenga poco importante, ma perché in questi ultimi anni sono state troppe le campagne elettorali che sono state incentrate su questo delicatissimo problema, con promesse fatte su questo delicatissimo problema tutte puntualmente disattese. Io
per quanto mi riguarda posso dire solo per il momento che la situazione urbanistica piadarese è giunta a un suo naturale epilogo, oltre il quale non si può più andare, anche volendolo. Ma prima di trattare l'argomento in modo più dettagliato, anche se non è questa la sede giusta, visto la vastità dell'argomento, voglio porre l'attenzione un attimino su un altro concetto, quello che riguarda in effetti il cuore del paese, ovvero del centro storico. In questo in effetti che io appunto chiamo il cuore del paese, c'è bisogno appunto di riportarlo a quella vivibilità in effetti che lo ha caratterizzato fino alla fine degli anni 70 e dopo i quali in effetti si è assistito ad un inesorabile declino verso l'abbandono e verso l'indifferenza. Eppure abbiamo tantissimi elementi che possiamo valorizzare ed è qui che entra in gioco un'attenta amministrazione che si concentri sui veri valori che la storia ci offre, facendo di tutto per far rinascere principalmente negli stessi cittadini la voglia di passeggiare per le strade del centro, creando le condizioni affinché le nuove generazioni non scappino verso i paesi limitrofi. E il nostro intento è quello di puntare principalmente su ciò che la storia ci offre. Noi abbiamo la fortuna di avere ancora le strade del centro pavimentate in basalto. Abbiamo tante facciate di palazzi dell'Ottocento, chiese antiche come la chiesa di San Giorgio, la chiesa di Grazzano, vicoletti caratteristici, tutte cose uguali a quelle per cui siamo disposti a fare centinaia di chilometri per visitarli altrove. E ne abbiamo molti di più di quanti ne possiamo immaginare. E stiamo attenti quando, ascoltando domenica sera il collega Fucile, si asseriva la necessità di favorire la modifica dei prospetti all'interno del centro storico per rimodulare i volumi, perché potremmo correre il rischio di giocarci l'ultima fetta di storia che ancora alcuni fabbricati conservano. Bisogna sì recuperare molti fabbricati, ma senza perdere di vista l'obiettivo di arrivare a sfruttare quanto di storico è ancora presente. Siamo d'accordo invece sulla necessità di regolamentare gli interventi sull'utilizzo dei materiali e dei colori al fine di ottenere un risultato uniforme. Questo significa che uno dei nostri primi compiti sarà quello di controllare ogni forma di intervento all'interno del centro storico secondo precise linee guida, così come di prassi per ogni centro storico che si rispetti. Ma non basta. Sempre in materia di valorizzazione, il nostro programma prevede il recupero, nei limiti del possibile, di molti locali commerciali situati ai piedi terra, prospicienti le vie del centro, quelli che un tempo erano la forza viva della nostra economia, e contemporaneamente studiare forme di incentivazione per favorire l'apertura di nuovi punti commerciali. Bisognerà inoltre regolamentare meglio il traffico e i parcheggi con l'individuazione, se necessario, di nuovi posti auto all'interno del centro storico stesso e magari ipotizzando delle giornate dedicate alla pedonalizzazione, perché si arrivi gradualmente ad avere un polo commerciale naturale, perché anche questo rappresenta un dovere di un'attenta amministrazione, quella di guidare la popolazione verso schemi comportamentali in linea con la stragrande maggioranza dei centri storici italiani. Perché dobbiamo convincerci che non sono i posti auto a migliorare l'economia di un luogo. Attualmente sono ancora necessari, perché in un contesto degradato non vale la pena trattenersi più del tempo necessario per gli acquisti. E non parliamo del vantaggio che la nostra economia ne trarrebbe se all'interno del centro storico venissero individuati dei veri itinerari turistici da offrire al visitatore esterno, sfruttando le bellezze di tipo ambientale e culturale di cui parlavo prima, e allargando gli stessi verso i siti culturali e ambientali dei comuni limitrofi, pensando a forme di collaborazione intercomunale e magari valorizzando al suo interno elementi tradizionali come la cucina tipica locale, oppure pubblicizzando su larga scala eventi che negli ultimi anni stanno assumendo caratteri di straordinarietà, come il presepe vivente, la passione, servendosi anche della tecnologia attuale dei media, per far conoscere Pignataro non soltanto per gli eventi negativi, ma portare fieri il suo nome in Italia. Ma ecco che veniamo al punto principale. Per
perché l'unica strada per concretizzare tali obiettivi è il dare inizio a quel grande progetto di riassetto urbanistico che va sotto il nome di piano urbanistico comunale, con l'esatta definizione di tutte le aree del territorio, delle nuove aree di sviluppo o di quelle di completamento a carattere residenziale, aree destinate a verde pubblico e strutture per il tempo libero, tutte relazionate tra loro e organizzate in modo che ogni intervento previsto sia correlato con gli altri. Ma faccio una parentesi, un piano urbanistico comunale non serve solo a questo, serve anche per indicare una serie di linee guida per i cosiddetti sottopiani, che possono essere molteplici, come il piano colore, il programma di valorizzazione, il piano recupero, ma tutti, e dico tutti, rigorosamente sottostanti ad un piano urbanistico comunale, che ne garantisce il loro funzionamento. E questo è ciò che va sotto il nome di pianificazione urbanistica, un titolo caduto in disuso negli ultimi anni a Pignataro, perché ci si è concentrati solo su interventi dispendiosi, distribuiti qua e là sul territorio, senza un filo di connessione tra di loro. E non a caso ho citato prima il piano colore, perché dovete sapere che il comune di Pignataro dal 2009 ha dato il via alla redazione del suddetto piano colore, che a tutt'oggi sta seguendo il suo iter per l'approvazione. La cosa può sembrare positiva, direte voi, e in effetti lo sarebbe, se solo, sulla scorta di ciò che dicevamo prima, ci si fosse impegnati prima alla redazione di quello che rappresenta il documento sovrano dell'urbanistica del territorio, ovvero il piano urbanistico comunale, perché è da quel piano che bisognava partire per sviluppare gli altri. Inserire una via al centro nel piano di valorizzazione non serve se alla fine della stessa troviamo il degrado. Il principio della correlazione tra le diverse aree del territorio è la condizione essenziale affinché l'insieme funzioni. Non serve intervenire su singoli punti se non sono messi in relazione con il contesto, e questo è quello che ormai da anni si continua a fare erroneamente in questo Paese. Ovvero pensare all'urbanistica come un gioco della Lego, dove i pezzi, che in questo caso sono le opere, puoi posizionarli dove vuoi. L'importante è che si riesca alla fine a stilare un cospicuo elenco delle opere fatte. Non funziona così, non funziona così. Non ci si può improvvisare urbanisti da un giorno all'altro, apportando danni irreparabili ad un territorio. L'urbanistica, cari signori, è una cosa seria, è ciò che regolamenta la vita di un territorio. È ciò che evita in modo naturale che in una zona industriale si vengano ad impiantare industrie nocive. È ciò che evita in modo naturale che si realizzino strade tortuose e desolate che non servono a niente. E a proposito di elenchi lavori, solo per una completezza di informazioni, voglio ricordare agli amministratori uscenti che il ponte sulla ferrovia è un'opera pianificata, progettata e interamente finanziata dalle ferrovie dello Stato. Lo so, è una grande opera, molto imponente, ma dovrete eliminarla dal vostro elenco. E mi limito solo a sfiorare il teatro, che costerà centinaia di migliaia di euro e sarà comunque realizzato su una struttura che, nonostante i generosi sforzi compiuti dai colleghi progettisti, credo non soddisferà mai appieno le esigenze per il quale viene realizzato. E inoltre nutro forti dubbi sulla rispondenza della stessa struttura alle attuali rigidissime normative antisismiche. Ma concludendo sull'argomento urbanistica, credo di poter affermare che siamo ancora in tempo per riparare. L'importante è che venga fatto con le persone giuste e soprattutto coinvolgendo tutti i professionisti locali, perché non abbiamo bisogno delle glorie di importazione, abbiamo un livello di professionalità altissimo in tutti i settori, che opererebbe con l'umiltà di chi è consapevole di gestire la vita dei propri concittadini. Ma per Pignataro, oltre all'argomento urbanistica, sono necessarie una serie di iniziative che brevemente vado a illustrare, volto a portarla all'avanguardia in tutti i settori, come quello ambientale, con l'incentivazione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, dotare gli edifici pubblici come le scuole e gli uffici di impianti energetici all'avanguardia, come il fotovoltaico, che si tradurrebbero a loro volta in un enorme risparmio del denaro pubblico. C'è bisogno poi di investire tempo e denaro sull'informazione,
Bisogna diffondere l'informazione, specie alle nuove generazioni, sulle innovazioni scientifiche, attraverso l'organizzazione di convegni e dibattiti pubblici, in cui vengono periodicamente illustrate le conquiste che la scienza ci offre. Per esempio, far conoscere le moderne tecnologie del riciclo dei materiali per la produzione dei nuovi prodotti di largo consumo, che con adeguate incentivazioni potrebbero creare lavoro all'interno del nostro stesso comune, perché possediamo tutte le iniziative per farlo. Ed è solo su questi argomenti che mi sento autorizzato a fare promesse. E la promessa è quella che si lavorerà con le idee per creare le condizioni affinché si crei il lavoro, perché la verità è che non ci sono posti di lavoro da distribuire. Eravamo stati cordialmente invitati l'altro venerdì a formulare proposte concrete. Ebbene, vi abbiamo esposto solo alcune delle idee che emergono dal progetto politico della Svolta, ma ve ne sono tante altre che gli amici che seguiranno sapranno sicuramente illustrarvi con grande chiarezza ed entusiasmo, e siamo pronti a confrontarci politicamente su tali idee per il bene del Paese. Non ci resta quindi che rimboccarci le maniche, chiudere con il passato e lavorare tutti insieme, ma dobbiamo farlo avendo chiaro il concetto che le scelte importanti vanno prese garantendo il sacrosanto diritto alla democrazia, con decisioni prese in assemblee pubbliche, specie sulle questioni di interesse generale, perché c'è bisogno di ritornare a dialogare con il popolo. E se ci ritenessimo anche noi superiori solo per il fatto di essere stati eletti, significherebbe commettere un gravissimo errore e causare molti più danni di quanti ne siano stati causati in passato. E anche all'interno della stessa amministrazione dovrà valere il principio della collegialità sulle decisioni, prescindendo dalle cariche e dagli assessorati, che per quanto mi riguarda rappresentano solo un adempimento burocratico, perché il progetto politico della Svolta consiste in un cambiamento epocale anche e soprattutto nel modo di operare in politica. Abbiamo tutte le capacità, una città a cui tutti noi siamo fieri di appartenere. Grazie. Grazie all'architetto Pietro Vito. Io abbasso il microfono e lo passo a Ilaria Covenzi. Facciamole un applauso. Amiche ed amici, buonasera. Io sin da quando ero bambina seguivo questi comizi politici stando lì dove ora siete voi, e adesso per la prima volta mi ritrovo qui da questo lato a ripropormi a voi da candidata. Questo mio impegno da candidata è solo una delle diverse forme attraverso le quali ho scelto di declinare il mio impegno da sempre sociale, civile e politico. E la mia candidatura in effetti è la risposta più coerente ad un bisogno impellente che ho avuto soprattutto in questo ultimo periodo, di modificare un modus operandi, un modo di amministrare che non condivido in alcun modo, perché si è messo a servizio di una sola parte di questo paese. E in questo penso di poter continuare anche un lavoro cominciato da altre donne della mia stessa parte politica che mi hanno preceduta, che hanno svolto con coraggio il loro ruolo in consiglio comunale, facendosi valere, offrendo il loro contributo di grandi donne di professionalità e di passione, e hanno avuto sempre ottime affermazioni. Credo che siccome c'è molto da fare per questo paese, la concretezza tipica delle donne non può mancare. Questo perché le problematiche politiche in realtà sono problematiche di tutti i giorni, della vita lavorativa, familiare, sociale, e poiché le donne svolgono sempre più ruoli decisivi, ruoli fondamentali, non è giusto che stiano solo a guardare, è bene anche che prendano in mano le redini delle cose e pongano anche loro le loro scelte, le loro decisioni.
A questo proposito infatti ringrazio la candidata di Unione Libertà Rossella per gli attestati di stima che mi ha rivolto, e colgo l'occasione per invitare proprio lei a farsi portavoce all'interno della propria lista di proposte che possano costruire un comune terreno di impegno. Per esempio penso ai temi della legalità, dell'etica, della trasparenza amministrativa, tematiche che non sono né di destra né di sinistra e che sono la precondizione per l'agire politico, specie in un momento così difficile come questo. Ecco perché nella serata di presentazione appunto ho lanciato la proposta di adottare un codice deontologico per gli amministratori comunali. In che cosa consiste questo codice? Allora, esso dovrebbe ruotare fondamentalmente intorno a 3 principi. Principio della massima trasparenza per la garanzia di un buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Principio dell'etica per tenere proficui comportamenti in termini di efficienza pubblica ed efficacia sociale. Principio della rilevanza del sembrare, perché non è sufficiente evitare l'effettiva scorrettezza di azioni, ma bisogna evitare anche che la condotta degli amministratori possa apparire scorretta. Il codice deontologico dovrebbe contenere appunto una previsione dei comportamenti deontologicamente scorretti, che peraltro vanno elencati in modo preciso, non devono essere solo genericamente indicati. Deve prevedere l'istituzione poi di un organo di vigilanza che riesca ad emanare anche delle sanzioni, un giurì minimo di 3 persone di alto profilo etico, la cui nomina è basata sulla massima trasparenza ed è anche indipendenza rispetto agli amministratori, proprio perché li devono tenere sotto controllo. Non si tratta di tribunali popolari, semplicemente di essere a disposizione dei cittadini e rispettosi dei cittadini. Credo che questo possa essere una prima risposta alla gente di Pignataro, che per la prima volta nella storia appunto sta vivendo una drammatica emergenza di etica e di legalità. In secondo luogo ritengo che tutti debbano recuperare un senso della misura, perché la fame di potere diventa smodata quando si perde il senso della misura. E qualcuno infatti a Pignataro ha perso il senso della misura e dell'equilibrio. Qualcuno ha confuso la parte per il tutto e ha garantito gli interessi di una parte a scapito dell'intera collettività. Hanno dimenticato che il consigliere Cuccaro rappresentava effettivamente il 50% della popolazione di Pignataresi. Nell'ultima legislatura non si è cercata la via del dialogo e del confronto, si è preferito lo scontro. Si potevano individuare problemi condivisi e lavorare a questi per soluzioni condivise nell'interesse del comune, invece no. Si è preferito lanciare il guanto della sfida all'opposizione per accaparrarsi l'etichetta magari di amministrazione efficiente. Vorrei fare solo qualche esempio. Per quanto riguarda i beni confiscati alla camorra, vorrei chiedere a tutti voi, a tutti i concittadini, se c'è uno solo di voi disposto a pensare che questo tema sia un problema di destra o di sinistra. Vorrei chiedere se questo problema interessa solo una parte o tutta la collettività di Pignataro. Ovviamente sono domande retoriche, alle quali solo un folle non saprebbe dare una risposta, eppure ci si è comportati da folli a Pignataro, quando si è voluto mettere il cappello dell'anticamorra ad una sola parte, magari deridendo l'opposizione, non accogliendo un consiglio, un'idea, una raccomandazione, ignorandola. Perché in Consiglio Comunale non è mai stata portata una proposta aperta di gestione dei beni confiscati, su cui richiedere la collaborazione dell'opposizione, che appunto, ribadisco, rappresentava esattamente il 50% dei cittadini pignataresi? Perché non assumere una posizione più dialogante con l'opposizione? I beni confiscati potevano essere e potranno essere un'occasione di crescita collettiva, perché questo è lo spirito della legge 109 del 96, nata da una grandissima intuizione dell'onorevole Pio La Torre, un comunista ammazzato dalla mafia. Proprio per questa intuizione
La gestione dei beni confiscati, secondo Don Ciotti, infatti, è un potere dei segni da contrapporre ai segni del potere mafioso, e in questa gestione era tutta la comunità pignatarese che andava coinvolta, non andava delegata ad associazioni o consorzi anche molto chiacchierati. Io non voglio entrare nel merito ovviamente dei tecnicismi giuridici dell'affidamento dei beni, ma quando l'opposizione ha manifestato i suoi dubbi sul come venivano gestiti quei beni, perché come maggioranza non vi siete interrogati su cosa fare? Perché 11 consiglieri hanno saputo sempre solo alzare la mano per dire di sì, senza porre alcun interrogativo? Perché non avete imposto al sindaco almeno il dubbio che forse qualcosa non stava andando come doveva andare? Queste sono le colpe e le responsabilità, le contraddizioni di una maggioranza che ha saputo presentarsi alle cerimonie ufficiali con l'etichetta dell'antica camorra, ma ha lasciato invece che quei beni restassero di fatto nelle mani della camorra. Qui sta il dramma di una vicenda che purtroppo sta segnando in modo indelebile la nostra comunità. Mi rendo conto di quanto sia difficile affrontare un tema del genere. Viviamo in una piccola comunità in cui tutti ci conosciamo, ma proprio per questo la gestione di quel patrimonio doveva essere condivisa da tutti, dai massimi livelli istituzionali locali alle agenzie educative quali la scuola oppure le associazioni culturali, sportive, per farne una grande occasione di crescita collettiva. E questa infatti sarà la nostra visione e la nostra proposta politica di gestione dei beni confiscati, coinvolgendo i giovani e le associazioni credibili che ci sono in questo Paese. Vogliamo accettare insomma che la sfida dell'uso produttivo dei beni confiscati come sia un elemento efficace per ristabilire un forte grado di fiducia tra istituzioni e cittadini. Mancanza di trasparenza purtroppo c'è stata anche nella gestione dei concorsi comunali, dove sicuramente non ha trionfato il merito, bensì logiche familiari di appartenenza politica, per cui chi non era parte di un certo entourage è stato escluso. Abbiamo assistito ad uno spettacolo indecoroso e immorale e secondo me anche con gravi elementi di illegalità che ovviamente spetta alla magistratura accertare, ma le domande che mi pongo purtroppo sono tante perché una spiegazione non me la sono riuscita a dare. Voglio chiedere infatti anche a tutti voi: è giusto considerare il comune come se fosse un'azienda privata dove sistemare i propri parenti, amici e conoscenti a danno di tanti altri giovani? È lecito doversi rassegnare a non partecipare a dei concorsi perché tanto già si sa di chi sarà quel posto? È lecito constatare che uno sprovveduto con la terza media e un laureato in giurisprudenza, quest'ultimo, debba vergognarsi di non averla spuntata di fronte a un raccomandato? Dov'è la valutazione del merito? Dov'è le competenze, le capacità individuali? Dove sono? Questo significa mortificare le forze più giovani di questa comunità, i loro anni di studio, i sacrifici, il loro talento. Significa violentare le menti e le coscienze di ragazze e ragazzi preparati, spegnendo in loro ogni speranza di affidarsi alle proprie capacità e alla propria preparazione per il loro futuro, magari dandogli l'ennesimo motivo per andarsene via di qui. Non sono giovani solo coloro che vincono le elezioni, non sono meritevoli solo quelli di una parte, ma tutti e a tutti devono essere garantite uguali condizioni di partenza. Sembra un principio così scontato, ma a Pignataro bisogna ancora ribadirlo. E allora voglio dire che anch'io sto con Raimundo Cuccaro se dinanzi a gestioni palesemente clientelari si è schierato dalla parte degli esclusi perché ha voluto tutelare l'interesse di tutti i cittadini. Non indignarsi di fronte a questi scandali significa accettarne e condividerne l'immoralità. La mia denuncia non è solo la pazzia degli animi puri, ma anche una lucida analisi del danno devastante che certe prassi producono alla nostra comunità.
E questo è il dramma che stiamo vivendo tutti insieme. Bisogna smetterla di darsi la pacca sulla spalla, chiudere il discorso senza che vi siano conseguenze. Chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. Sulla Pignataro Patrimonio evito di fare considerazioni, magari verranno fatte anche da altri, ma ci sarebbe da dire. Semplicemente, per esempio, avrei preferito che fosse garantito un principio di giustizia sociale a vantaggio, per esempio, di famiglie indigenti economicamente. Perché non mettere una graduatoria in base al reddito, meccanismi basati sul reddito e non falsi colloqui selettivi come è stato fatto. Potremmo appunto anche parlare, come ci ha ricordato già Salvatore, dei corsi di formazione fatti per poche migliaia di euro, ma preferisco che se ne parli in altro momento. Anche queste cose sono, forse qualcuno l'ha dimenticato, sono tutti fiori all'occhiello che vi siete appunto dimenticati di citare nel comizio scorso. Le domande continuano e la maggioranza uscente chiede ancora. Oltre ad esservi occupati di interessi particolari, quando avreste voluto chiedervi di cosa potesse aver bisogno Pignataro? Quando avreste voluto chiedervi perché i giovani si sentono senza speranza, tanto da affidarsi alle solide promesse di lavoro a tempo determinato, magari anche senza diritti tutelati? Una politica credibile si occupa in modo serio innanzitutto dei giovani, delle loro esigenze, delle loro difficoltà, evitando di ingenerare timore e di essere scavalcati da chi magari non si è nemmeno formato. Ciò che ho intenzione di fare è proprio mettere a disposizione semplicemente le mie capacità e la mia inclinazione di persona impegnata su tematiche di rilevanza sociale, a disposizione di un gruppo di amministratori che si impegnano a ristabilire innanzitutto la bandiera della legalità nella gestione della cosa pubblica. È inutile costruire strade, costruire scuole, strutture, se prima non ci rispettiamo, se prima non rispettiamo i cittadini, le regole, le leggi, se non educhiamo alla legalità. Su questo noi vogliamo iniziare a costruire. In questo modo risulterà più semplice dialogare ed affrontare i problemi del nostro paese, a cominciare per esempio dalla difesa dell'ambiente, per la quale Raimondo Cuccaro è senza alcun dubbio colui che si è fatto portavoce della nostra comunità. È lui che ha mobilitato numerosi cittadini in diverse occasioni per difendere il nostro territorio da scelte scellerate, dettate da interessi che avrebbero solo finito per martoriare la nostra terra. Voi con le discariche, con la centrale a biomasse. È Raimondo Cuccaro ancora una volta che si è interessato in prima persona di far luce sulle discutibili assunzioni. È Raimondo Cuccaro che ha incarnato in pieno il ruolo dell'opposizione, denunciando ciò che in modo fondato riteneva sospetto di illegalità. Bisogna smetterla di promettere posti di lavoro, piuttosto bisogna costruire opportunità lavorative in modo fruibile da parte di tutti, così da riportare Pignataro a crescere, ad essere di nuovo fiera di un'area industriale eccezionale. È la svolta l'alternativa ad un modo di fare politica che non condividiamo e il gruppo che abbiamo costituito rappresenta proprio quell'impegno trasversale di diverse forze politiche che condividono un modo di amministrare trasparente, legale e propositivo. Voi stessi da questo balcone non avete forse ammesso l'esigenza che ci sia bisogno di una svolta? E non è giustizialismo denunciare ciò che non è stato fatto rispettando la legge, è semplicemente giustizia. E se non condividete questo clientelismo diffuso c'è solo un modo per contrastarlo, ed è la condotta legalitaria di Raimondo Cuccaro, al quale il gruppo della Svolta ha già dato tutta la sua fiducia nell'operato di capogruppo dell'opposizione. E basta far passare le vittime per carnefici. Io mi chiedo, se Raimondo Cuccaro non avesse fatto tutto ciò, non avesse tenuto sotto controllo certe dinamiche, lasciando che ognuno gestisse le cose a proprio vantaggio, senza dir nulla, noi ora non saremmo stati forse qui a rimproverargli di non essersene interessato? Non l'avremmo accusato di non aver svolto il compito affidatogli da noi cittadini? E se chiamare Raimondo Cuccaro il signor no vuol dire indicare colui
che si è opposto duramente alle nefandezze della biomassa, delle discariche, dei concorsi truccati, delle assunzioni clientelari, della cattiva gestione dei beni confiscati, allora lo chiamo anche io con orgoglio il signor no, perché è l'unico che ha saputo con coraggio dire no a ciò che non era dell'interesse collettivo. Ritengo che se vogliamo che la politica cambi, dobbiamo avere innanzitutto noi tutti elettori il coraggio di far sì che cambi, perché la scelta delle persone dipende solo da noi, con il nostro voto. Iniziamo a smettere di votare chi ci fa promesse o chi ci lancia motivazioni non politiche, perché se questi rimangono i nostri criteri di scelta del voto, non cambierà mai nulla. Smettiamo di votare per antipatie o simpatie, per fare un piacere a chi con la politica, dalla politica ha già ricevuto tanti piaceri, e votiamo il talento, l'onestà, l'integrità. In conclusione voglio dire che io sto qui solo per passione e per voglia di fare, come sa bene chi mi conosce. Diamo la possibilità a Raimondo Cuccaro di dimostrare che anche nell'amministrare Pignataro resterà accanto dei cittadini come ha sempre fatto, lavorando per loro come fa da sempre. Cuccaro ha saputo interpretare un sentimento diffuso di indignazione che oggi abbiamo tutti trasformato in proposta politica veramente alternativa. L'alternativa non si annuncia solo con i volti nuovi, si costruisce nel tempo, operando seriamente ogni giorno. E il 17 maggio speriamo che queste alternative diventi maggioranza politica in grado di amministrare Pignataro. Io spero, come disse Borsellino, che quel giorno cambi il vento, che venga il libeccio e che porti via quest'afa. Grazie, buonasera. Rialzo l'asta sorpreso perché Ilaria aveva detto sono emozionata, non riuscirò a parlare, meno male. Ilaria Bovenzi. Ci siamo? Va bene, mentre gli altri avevano gli sbandieratori folli l'altra sera, hanno fatto un concorso al comune proprio per farli sbandierare durante i comizi, cioè quello è un concorso fatto al comune. Signore e signori, l'avvocato Pier Nicola Palumbo! Buonasera concittadini, buonasera amici tutti. Molti di voi mi conoscono il mio percorso sia politico che professionale. Per quelli che non mi conoscono posso dire che mi interesso di politica e della cosa pubblica a Pignataro dalle tenere età di 16 anni, quando insieme ad un gruppo di amici fondammo il Movimento Giovanile Indipendente, qualcuno se ne ricorderà, aveva sede in un locale di casa mia. Quelli erano anni particolari, erano anni nei quali nel cuore di tanti giovani pignataresi cominciava a formarsi una concezione etica, una concezione sociale, una concezione soprattutto ambientalista della difesa del proprio territorio, perché quelli erano gli anni in cui si lottava contro l'installazione della Kuwait, erano gli anni in cui Pignataro, unita, insieme, vinceva una grande battaglia e tracciava un solco che ci ha accompagnato fino ad oggi. Ricordo in quell'occasione io a 16 anni tenni il mio primo intervento pubblico, mi tremavano le gambe come stasera, cari pignataresi. E quindi ne approfitto per fare un saluto a quelli che furono gli uomini del comitato anti-Kuwait nella persona del presidente, dottor Nino Cosconati. Soprattutto per fare un ricordo di un uomo che in quegli anni seppe essere guida tra il popolo, con il popolo e per il popolo. Monsignor Francesco Tommasiello, che ci ha lasciato la porta. All'età di 25 anni poi, appena laureatomi, di fronte alla proposta del futuro sindaco Giorgio Magliocca di farmi ricoprire la carica di assessore alle politiche sociali e alla cultura, senza condizionamenti di sorta, nonostante le nette differenze ideologiche e culturali esistenti tra noi,
mi sono candidato, sono stato eletto, sono stato nominato assessore, mi sono posto degli obiettivi, come deve fare ogni buon amministratore, ho cercato di raggiungerli. Ho lavorato 2 anni e mezzo, in quei 2 anni e mezzo ho garantito a Pignataro pienamente il servizio assistenza domiciliare anziani e tutti i servizi previsti dalla legge 328 del 2000, la legge Turco. Ho partecipato assiduamente al tavolo istituzionale istituito presso il comune capofila, vincendo la battaglia per la distrettualizzazione dei servizi, con notevole vantaggio in termini di risorse finanziarie per questo comune. Ho redatto la carta dei servizi sociali che ancora oggi potete trovare all'interno dell'apposito ufficio in comune. Per la prima volta, forse, ho portato a Pignataro un finanziamento di oltre 340.000 euro. Fondi europei, misura 5.3, Por Campania, 2002-2006, centro alloggio per minori e famiglie in difficoltà, di cui qualcuno non conosce neanche il nome, né a cosa serva. Ho cercato di contribuire a tutte le attività di natura culturale e sociale, convinto che solo la diversità delle opinioni, dei gusti, rappresentano il cemento armato per la crescita di una comunità sana e forte. Questo ho fatto nei miei 3 anni di assessorato. Oltre ad aver approvato i progetti definitivi del parcheggio antistante la piazza, di quello che doveva essere il teatro comunale e delle strutture sportive di Monte Oliveto. Questo ho fatto, di questo sono orgoglioso e mai me ne pentirò. Oggi, cari amici, ci ritroviamo di nuovo qui insieme a tanti amici, insieme a tanti giovani, persone per bene, ragazzi che vivono con voi e in mezzo a voi, per attuare finalmente quello che Pignataro si merita, cioè un rilancio sotto tutti i punti di vista immediato, concreto, delle sorti economiche, delle sorti sociali, delle sorti paesaggistiche, delle sorti culturali di questo paese. Abbiamo ascoltato quello che avevano da proporci gli amici della lista ex amministrazione. Ditele voi le cose, salite su questo balconcino, venitele a dire voi. E che cosa dobbiamo dire, Pier Giorgio? Insomma, la realtà è sotto gli occhi di tutti. Che cosa dobbiamo sottolineare? Che alla fine di questo quinquennio amministrativo Pignataro Maggiore si è trovato con un sindaco in regime di custodia cautelare in carcere per gravi reati di mafia, con un vice sindaco indagato in 2 procedimenti penali e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora addirittura nel comune nel quale esercita la sua funzione istituzionale, con un altro membro del consiglio comunale per ben 2 volte sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, radiato dal consiglio comunale per poi essere reintegrato, con la quasi totalità della giunta indagata per gravi reati contro la pubblica amministrazione. Insomma, cari cittadini, io non devo spingere il coltello nella piaga per rendere l'idea dell'estrema gravità in cui versa questa comunità. È chiaro poi che io non esprimerò mai un giudizio di natura processuale su situazioni che non conosco, che non mi interessano e che tra l'altro io posso valutare da un punto di vista prettamente tecnico, in quale avvocato, operatore del diritto, in specie penalista. È chiaro che io auguro a tutte le persone coinvolte di risolvere presto i propri problemi con la giustizia, figuriamoci, ma noi siamo delle persone che vivono in mezzo a voi, che vi chiamano amici quando vi incontrano e che sono anche disposte a perdonarvi per quello che avete fatto, per come avete gestito. E visto che non lo avete fatto, lo faccio io, non è un problema, perché dobbiamo rimanere umani. Un saluto all'amico d'infanzia Giorgio Magliocca, ex sindaco di Pignataro Maggiore, che la giustizia ti possa ritenere meritevole quantomeno di poter presto ritornare insieme alla tua famiglia e ai tuoi cari. È chiaro però, è chiaro che questo nulla toglie e nulla aggiunge al giudizio impietoso, sprezzante, che con convinzione, con pervicacia vi siete conquistati nel corso di questo quinquennio amministrativo, su tutte le questioni politiche e amministrative che avete avuto l'ardire, in alcuni casi anche l'imprudenza di affrontare. Avete miseramente fallito, non rispettando le più elementari regole di buona amministrazione, e sulla maggior parte di esse abbiamo visto che è dovuto addirittura intervenire la magistratura.
sotto le mentite spoglie di una centrale a biomasse volevate portare a Pignataro un inceneritore, volevate, l'avete inserito nel vostro nuovo programma. Vergogna! Vergogna! Mettiamola in questi termini. Di fronte ai dubbi, le incertezze, di fronte a una richiesta palese, serpeggiante di trasparenza, perché non vi siete fermati? Qual era l'interesse del comune di Pignataro Maggiore e qual è tuttora ad avere un impianto del genere? Qual è il vostro interesse? Qual è? Questo ci dovete venire a spiegare, questo. Quali sono state le politiche attuate da questa amministrazione a tutela e a difesa del territorio comunale di Pignataro Maggiore? Come mai i cittadini di Pignataro Maggiore pagano il servizio di depurazione delle acque reflue e questo servizio non gli viene offerto? Come mai le strade di Pignataro Maggiore sono sempre sporche e non si è riusciti a garantire il servizio di spazzamento? Queste cose dovete venire a spiegare ai cittadini dopo 5 anni di azione amministrativa, non a raccontare fatti privati, anche delicati, anche drammatici, che sinceramente a noi poco interessa. Sul versante ha offeso la dignità dei pignataresi. Io non voglio aprire una ferita sanguinolenta per questa comunità, però anche in questo caso, di fronte ai dubbi, di fronte alle incertezze, di fronte ai pronostici puntualmente azzeccati da qualche bene informato, che non mi risulta vinca settimanalmente al Superenalotto, perché non vi siete fermati? Perché non un rilievo critico? Se io fossi stato un partecipante ai concorsi comunali di quelli chiacchierati, io stesso avrei imposto la massima trasparenza possibile, perché a nessuno fa piacere essere additati, a nessuno fa piacere essere indicati. L'amministrazione comunale aveva il dovere morale su un tema sacro come quello del lavoro di garantire la piena legittimità delle prove concorsuali, anziché esporre gli stessi vincitori al dileggio, alla critica all'interno delle famiglie. In materia di politiche sociali ci deve venire a dire l'amministrazione uscente che tipo di rapporti ha intrattenuto con la cooperativa sociale Icalo facente capo a Roberto Capitelli. Ci deve venire a dire queste cooperative sociali che tipo di servizi hanno offerto ai cittadini e soprattutto perché non le avete cacciati a calci nel sedere a questa gente quando è apparso chiaro che sia metodologicamente sia strutturalmente non erano in grado di far fronte agli impegni che si erano assunti, in particolar modo per i beni confiscati ai clan. Perché non lo avete fatto? Guardate, ne ho una lista intera, però ho poco tempo e purtroppo sono costretto a sintetizzare. Queste sono le domande politiche che vi pone un'intera comunità. Queste sono le domande che vi pone Pignataro. Non ve ne potrete uscire canticchiando "scurdiamoci un passato, si menava la poesia". Non è così, perché a noi il passato interessa, perché in questo passato sono racchiusi i germi, purtroppo, di una vergogna che questo comune si trascinerà sulle spalle per decenni. Avete evocato la figura di Giovanni Magliocca. Bravi, forse è la cosa più intelligente che avete fatto in questa campagna elettorale. L'unico tra voi ad aver avuto il coraggio di ammettere in consiglio comunale, da uomo delle istituzioni e da uomo libero, il totale fallimento gestionale di questa gestione amministrativa. Lo avete evocato e avete fatto bene. L'unico, nonostante la smisurata passione politica che anima quell'uomo, che con voi non si è voluto ricandidare. Ve lo siete chiesti perché ve ne ponete queste domande. Avreste dovuto prendere esempio, vi dovevate stare a casa. Ho avuto l'onore, dopo 15 giorni dall'inizio della campagna elettorale, di leggere il vostro programma elettorale, o meglio quel simulacro di programma elettorale, o meglio ancora la lista delle cose che avreste dovuto fare e che non avete fatto perché eravate impegnati a fare altre cose, oppure perché semplicemente, ammettiamolo, siete degli incapaci, non avete alcuna attitudine a gestire la cosa pubblica. Questa è la verità che vi riguarda.
la rete wifi, il forum dei giovani, i corsi di formazione gratuiti. Per carità, lasciate perdere, non li organizzate più questi corsi di formazione, lasciate stare, perché sappiamo tutti a cosa servono e non certo a formare giovani pignataresi da inserire all'interno del mondo del lavoro. Quel programma c'è la misura e la dimensione del vostro fallimento. Il lavoro lo volete o no? Facendo rimbombare in questa piazza questa domanda che ha scosso molti e faceva bene l'amico Renato a sottolinearlo nell'immediatezza. Innanzitutto dovresti spiegare ai pignataresi di quale lavoro stai parlando, perché se qualche posto di lavoro sei riuscito a crearlo a Pignataro non è stato certo per la vostra brillante azione amministrativa, quanto piuttosto per le tasche dei pignataresi all'interno delle quali siete andati a mettere le mani. È chiaro che se io faccio pagare domani a ognuno di voi 10.000 euro di Tarso all'anno, posso poi aumentare di 230 di 240 unità il personale della Patrimonio SRL. Certo che lo vogliamo, Piergiorgio, il lavoro, ma non è con i tuoi metodi, non andando a interloquire con le persone con le quali hai interloquito tu. Non ci venderemo il nostro futuro per qualche posto di lavoro a qualche amico, a qualche parente. I pignataresi onesti e laboriosi non ragionano così. Non ragiona un uomo delle istituzioni che vuole bene alla sua terra. Caro Piergiorgio, perdonami, non ragiona così un sindaco, e in particolar modo il sindaco di Pignataro Maggiore. Perché alla fine, per ciò che concerne, so che mi sono dilungato, per ciò che concerne la compagine a Mare Pignataro, sinceramente non ho grandi riflessioni da fare. È evidente a tutti. È evidente a tutti che si tratta di un'alleanza posticcia dell'ultimo momento, dettata per la mera contingenza di doversi presentare alle elezioni. Alla faccia del nuovo e della trasparenza è sotto gli occhi di tutti come questa compagine stia conducendo la propria battaglia elettorale. Del resto ognuno fa quello che può e promette quello che può. Però vi dico una cosa, state attenti. Non vi fate debiti che poi non potrete pagare, perché questo i pignataresi un domani non ve lo perdoneranno. Vi siete fatti male i conti, state attenti. È il momento del programma. È chiaro che questa è un'alleanza di persone per bene che vivono nel popolo, e quindi l'attenzione maggiore sarà dedicata a quelli che sono i temi sociali, i temi del reddito, dell'istruzione, dell'accesso alle informazioni, dei trasporti. Però noi abbiamo una piaga forte, chiara, che è quella del lavoro. Sarà necessario attuare tutte le competenze per andare in tutti i luoghi istituzionali a dire che noi abbiamo bisogno del lavoro. È chiaro che poi per realizzare questo piano si dovranno stringere alleanze territoriali, fare accordi. Ma certo non si può salire su questo balconcino piagnucolando, cioè ma noi siamo uni all'interno del Consorzio ASI. È chiaro, questa è la politica, è tessere accordi, è fare alleanze, progettualità. O pensate veramente che fare il vostro ruolo di amministratori pubblici sia quello di andare in giro tronfi per il paese a farvi salutare? Buongiorno sindaco, buongiorno vice sindaco, buongiorno consigliere, buongiorno assessore. Non è così! Si lavora! Quindi fondamentale sarà l'azione a fianco di tutte le realtà produttive del territorio, cercando in primo luogo di arginare quella che è la crisi occupazionale che stiamo vivendo da questo punto di vista. Altro elemento fondamentale, imprescindibile per qualsiasi idea di sviluppo, è quella del commercio. È la base fondamentale. Dobbiamo assolutamente incentivare anche chi non è di Pignataro a venire a spendere a Pignataro, e quindi con le rappresentanze dei commercianti si potrà tranquillamente parlare di un piano stradale di circolazione che possa favorire le attività commerciali anziché penalizzarle. Cari concittadini, purtroppo non mi posso più dilungare, il tempo sta stringendo. Le cose stanno in questo preciso modo. La prossima amministrazione di Pignataro Maggiore sarà composta da 9 persone, 8 consiglieri più il sindaco.
le quali si dovranno fare carico di risolvere tutti i problemi che Pignataro ha accumulato nel corso di questi anni. Saranno necessarie le idee, le competenze, gli spunti, gli sviluppi di tutti coloro i quali sognano finalmente una Pignataro diversa, una Pignataro che entra nel terzo millennio, una Pignataro in cui chi produce e dà lavoro viene premiato, mentre invece chi imbroglia, chi specula, chi sporca viene allontanato. Una Pignataro che non si ripiega su se stessa, ma che è convinta di quello che è, di quello dove vuole arrivare. Una Pignataro che dà speranza, lo ripeto. Dobbiamo dare almeno una possibilità ai tanti amici che nel corso di questi anni hanno lasciato questo paese per andare a lavorare altrove, di poter tornare un giorno nella propria terra, gliela dobbiamo dare. Infine mi rivolgo ai tanti giovani che ancora oggi abitano Pignataro e che fortunatamente abitano questo paese. Ragazzi, non vi fate intimidire dai tanti esempi pessimi che ogni giorno la politica è in grado di dare. Credete sempre in quello in cui credete, lottate, partecipate fattivamente. Avremo bisogno della vostra intelligenza, diceva Antonio Gramsci nel 1919. Avremo bisogno di tutte le vostre risorse per poter crescere, per poterci sviluppare. E soprattutto studiate, sì è vero, studiate, applicatevi negli studi, non perché domani per voi sarà importante sapere questo o quello della storia o della geografia, ma perché potrete essere uomini liberi e consapevoli della realtà che vi circonda e potrete resistere di fronte a chi vi vuole umiliare, chi vi vuole carpire, chi vi vuole togliere la libertà. Perché tutti quanti noi prima o poi ci dobbiamo sedere su quel fosso della nostra vita, il nostro burrone, e guardare giù e non aver paura di cadere, ma solo voglia di volare. Devo chiudere, un abbraccio a tutti noi. Sono chiare le ragioni per cui ci dovete votare, sono chiare le ragioni per cui non dovete votare gli altri. Quando entrate in quella cabina riflettete su questo. Un abbraccio a tutti. Nicola Palumbo, grazie per Nicola. Io non faccio prolusioni, niente, basta pochissimo per presentare l'ultimo candidato che parlerà stasera e poi c'è Raimondo Cuccaro. Un uomo per bene, Beppe Giordano. Concittadini e amici, è un colpo d'occhio magnifico quello che si osserva da qua sopra. Vi inviterei uno ad uno a salire qua per verificare effettivamente quanta attenzione questa sera viene riservata a questo comizio. Io voglio congratularmi e lo dico nella maniera più netta e chiara con i giovani che mi hanno preceduto. Grazie giovani, vuol dire che siamo in buone mani, che Pignataro sarà in buone mani. Raimondo Cuccaro, ricordo quando abbiamo, come dire, presentato la lista, ha detto che questo era il palco delle responsabilità. Sì, da qui sopra si assumono delle responsabilità, degli impegni che devono essere mantenuti, tenuti nel tempo, perché di fronte alle persone non bisogna mai venire meno col proprio impegno. Io però, oltre al palco delle responsabilità, lo voglio chiamare come sempre, come l'ho chiamato per tante e tante volte, per le tante volte che sono salito qua su e dove mi sono assunto sempre la mia responsabilità di uomo degno di appartenere a questa collettività. Questo è il balconcino storico, sì, è il balconcino storico dove sono passati persone di elevata statura morale. Uno per tutti voglio ricordare Mattia Del Vecchio, uno per tutti.
Adesso la modernità, come dicevano i latini, o tempora o mores, quasi si sta ridicolizzando un poco, sconsacrando questo luogo storico. Bisogna tenere e mantenere la postura necessaria. Sono tante, concittadini e amici, le considerazioni che io vorrei fare. Ho purtroppo il tempo contingentato e quindi mi lascerò soltanto a delle considerazioni, probabilmente non armoniche, un po' slegate tra di loro, ma cercherò di mettercela tutta. Ed allora si viene a dire che c'è bisogno di un confronto dialettico, confronto democratico, confronto dialettico. Il confronto dialettico innanzitutto deve essere, proprio perché è un confronto tra due persone, non tra una parte e l'altra, non tra chi si chiude, si arrocca e poi dice che non c'è il confronto e che quindi quasi si volesse assimilare. Poi tra l'altro quella che veniva e che viene ancora chiamato come stato psicologico la sindrome di Stoccolma, quando si vuole assimilare il carnefice, l'assassino alla vittima. No, Pignataro starà molto attenta, non si farà contagiare dalla sindrome di Stoccolma. L'avidità, l'ingordigia, e questo me lo dovete consentire, di chi, come il re Umberto II, il famoso re di maggio, che durò 20 giorni, così è successo, è capitato anche a Pignataro. L'ingordigia, l'avidità di mettere quella fascia tricolore non solidarizzando e andando via, andando a casa, come io so che c'era questa possibilità appena dopo le dimissioni dell'ex sindaco, quella di solidarizzare e di andare a casa. Invece no, l'ingordigia, l'avidità dicevo, quella di mettere comunque, di indossare quella fascia tricolore, ed è durato 20 giorni, come il re di maggio. Lui è stato il sindaco facente funzione per 20 giorni, il sindaco facente funzione di marzo. E perché era marzo? Concittadini, amici, attenti in questi giorni, attenti alle sirene, fate come Ulisse, che ritornando dopo 10 anni da Troia, ritornando nella sua Itaca, si fece legare, dopo aver turato gli orecchi ai suoi marinai con la cera, si fece legare al palo maestro della sua nave, perché voleva sì sentire le sirene, ma non voleva essere soccombente. I marinai non dovevano sentire. Attenzione alle sirene di questi giorni, si ripetono ogni 5 anni. Ma perché queste sirene non cantano prima? Invece no, ogni 5 anni per abbindolarvi. Attenzione quindi alle promesse, turatevi anche voi le orecchie, oppure legatevi a un palo, lasciate passare questi 7 giorni, perché poi passeranno e queste sirene non le ascolterete più, non verranno più a cantare. Concittadini, ci avviamo quindi alla chiusura della campagna elettorale. Mancano 7 giorni e sono 7 giorni dove, anche se la coscienza, oramai la coscienza politica l'avete certamente formata, continuate ancora
nell'osservare innanzitutto le persone. Guardate sia anche ai programmi, perché i programmi sono quelli che poi debbono essere portati avanti, ma io credo che nessuno vorrebbe, come dire, portare il sole a Pignataro o altro. Non mi viene altra battuta in mente. Il mare, nessuno vuole portare il mare a Pignataro. Oppure nessuno vuole che Pignataro venga rasa al suolo. Ed allora che cosa è? Qual è il punto di riferimento? Il punto di riferimento è il passato di ognuno di noi. Certo, ci sono i giovani, dai giovani voi dovete ricevere la speranza e quindi coniugare le due cose, coniugare l'esperienza, coniugare il passato con la speranza del futuro. Questo è quanto io mi permetto di raccomandare. Ci si viene a dire: Raimondo, ma cosa gli abbiamo fatto? Ma scusate, ma voi gli avete come dire, insomma, chiuso ecco, alla compagine al vecchio consiglio comunale, ai vecchi consiglieri comunali di opposizione, e che certamente si candidano questa volta per governare questo paese, Non è che siete voi, dice, noi ci candidiamo a governare, gli altri si candidano per fare opposizione. Assolutamente no. Raimondo si candida per fare il sindaco di Pignataro Maggiore. Le battaglie di oppositore sono finite, e sono finite in malo modo. L'aveste ascoltato, mannaggia, tanti guai non vi sarebbero capitati. L'aveste ascoltato una volta soltanto. Diceva bene, ecco, non ricordo quale amico, prima il signor No, l'aveste ascoltato le tante volte che vi ha raccomandato di non fare questa o quell'altra cosa. Non avremmo esposto, innanzitutto voi avreste evitato guai e non avremmo esposto l'immagine di Pignataro Maggiore allo ludibrio che va oltre i confini della Campania e attraversa appunto tutta l'Italia. Questo è il danno che ci avete causato. Avete macchiato il nostro paese. Quelle macchie sono indelebili, i vostri vestiti sono macchiati indelebilmente, ed allora bisogna accantonarli, metterli via, non si possono lavare. Tocca a noi questa volta quindi chiudere quella pagina a dir poco vergognosa che avete scritto ed aprire una nuova pagina, perché laddove vi presentate vi presentereste con il vecchio marchio, e quindi Pignataro ha bisogno di uomini nuovi per un'amministrazione più concreta e più fattiva, perché vedete, chi vi parla ha amici un po' ovunque, anche in regione, e mi chiamano e mi hanno chiamato, ecco, nei giorni scorsi: Peppi, ma cosa è successo a Pignataro? E cosa è successo? Poi ve lo vengo a raccontare di persona. Dobbiamo mettercela tutta, ma tutta veramente, per fare in modo di sollevare, anzi di chiudere con una tomba sepolcrale quanto è accaduto. Non guardiamo con cittadini amici, come spesso si sente e si ode, Raimondo così, Raimondo colà.
non guardate al recipiente, guardate al contenuto, non guardate alla botte, guardate al vino che contiene. Sì, mi invitano a chiudere, anche se avrei tante cose da dirvi, tante considerazioni ancora da fare. Concittadini, amici, sto chiudendo, compagni. Perché dico compagni? Compagni di strada, compagni di viaggio, compagni di scuola, compagni di banco, siamo tutti compagni in questo senso e così dovremmo sentirci. Ed allora il significato appunto morale e sentimentale di questa parola, un vocabolo che esprimeva ed esprime un modo di sentire e di essere che non ha confini geografici. E voglio chiudere appunto, scusatemi se leggo, anche io qualche volta, qualche amico diceva il supporto maniere, il supporto cartaceo, ma comunque lo voglio leggere perché sono parole che bisogna ascoltare nella dovuta maniera. Le parole di un grande scrittore, di Edmondo de Amicis, uno dei più grandi scrittori italiani, quello che ha scritto il libro Cuore, che a proposito della parola compagno si esprime così in un suo scritto: solo l'operaio che sode chiamar compagno dallo studente, il signore che si sente dar quel nome dal povero, il dotto a cui lo dice l'uomo incolto, il giovinetto a cui lo dice il vecchio, questi soltanto, noi soli, possiamo sentire e comprendere la poesia e la forza che questa parola racchiude. Grazie, viva Vignadaro! Andiamo di fretta, Raimondo Cuccaro! Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi. È ora tarda e fa freddo e voi siete presenti, questo fatto mi rincuora, mi incoraggia, mi anima, e io questa sera, vedete, non voglio, usando i toni buoni della politica, non voglio rispondere alle polemiche sterili dei miei avversari politici, perché dopo gli interventi che mi hanno preceduto mi resta solo la possibilità di fare una sintesi delle problematiche, perché sono state così bene sviscerate dagli amici e dagli oratori che è difficile in questo momento intervenire. I cittadini di Vignadaro vogliono consapevolmente sapere perché negli ultimi 10 anni decorsi è aumentato il distacco, la sfiducia nei confronti delle istituzioni, soprattutto da parte dei giovani e nei confronti della politica in generale. I cittadini di Vignadaro vogliono consapevolmente sapere perché in questi ultimi 10 anni decorsi è aumentata l'infiltrazione camorristica mafiosa nelle istituzioni locali. I cittadini di Vignadaro vogliono sapere perché in questi 10 anni Vignadaro non è decollata, non
non si è avviato lo sviluppo, il cammino dello sviluppo, non si è avviata la crescita, non si è avviata l'economia. I cittadini di Pignataro vogliono sapere perché in questi ultimi 10 anni la politica si è depauperata e così forte degradata. I cittadini di Pignataro vogliono consapevolmente sapere perché in questi ultimi 10 anni di fantomatica crescita tecnologica si continuano a creare disastri ecologici. Perché ancora oggi gli amministratori locali propongono di localizzare industrie insalubri, tossiche e nocive in questo territorio? Queste sono le risposte che noi dovremmo dare ai cittadini di Pignataro. Non è consentito venire da questo podio, da questo palco, e mi riferisco alle liste avversarie, presentandosi come, e in particolare mi riferisco alla lista Amare per Pignataro, che si presenta Amare Pignataro, che si presenta agli occhi degli elettori come l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo, come l'agnello sacrificale. Si presentano qui da questo palco della responsabilità dicendo che hanno idee nuove, idee fresche, impegno politico. Ma dove eravate quando pioveva? Dove eravate? Caro amico Fucile, io ti stimo e ti offrirò sempre il caffè sul piano personale e umano, ma quando saliamo su questo podio dobbiamo non offendere i cittadini, dobbiamo dire la verità. Noi dobbiamo essere giudicati da loro per quello che siamo stati, per quello che abbiamo fatto, non per quello che vogliamo essere. Ed io non me ne voglia, in 5 anni, dal momento in cui si è staccato dal gruppo dell'opposizione, l'ingegnere Fucile non ha presentato 2 righe di opposizione, non ha presentato un'interrogazione consiliare, non ha presentato un'interpellanza consiliare, non ha fatto osservazione, non ha scritto alcunché, non ha assolto al suo ruolo di opposizione. Oggi viene qua a chiedere a voi la fiducia. Questo non è possibile, ma io non volevo entrare nella polemica, mi ero proposto di non rispondere, però una cosa la devo dire anche alla lista Unione e Libertà, il cui simbolo la dice lunga. Vedete quei gabbiani che volano, vanno alla ricerca di una discarica, ma non la troveranno mai qui a Pignataro Maggiore. Fin quando ci saremo noi non ci saranno discariche, ricordatelo. Voglio dire al capolista che viene qui cingischiando vogliamo riammodernare il piano regolatore, ma forse ignora che noi abbiamo un piano regolatore dell'83, stantio, non c'è un fazzoletto di terreno per poter edificare la prima casa, ignora che non è possibile una variante, un riammodernamento, ma una legge regionale del 2004 fa obbligo alla redazione di un piano urbanistico comunale, il PUC. Ha delineato la cosa in maniera egregia l'amico architetto Vito. Io non mi voglio ripetere, ha detto un sacco di menzogne, bisogna essere preparati in materia urbanistica. Io sono 10 anni che studio questa materia e mi sento ancora incompetente. Non si può venire qua a dire le bugie ai cittadini. Ricordate che nel loro programma, all'ultimo punto, hanno introdotto il principio della responsabilità politica. Mi ascolta il giornalista di Caserta, il dottore Zacchia, che mi onora della sua presenza qui stasera, non ci sono solo i pignataresi.
ringrazio per il fatto che mi ascoltate ancora, vi dico che hanno introdotto il principio di responsabilità politica, che significa che se non rispettano, loro il programma l'hanno definito contratto, hanno detto il nostro programma è un contratto che noi stipuliamo con i cittadini, è un impegno che ci assumiamo, l'hanno detto, se non lo rispettiamo nei 5 anni non ci possiamo più candidare, questo sta scritto nel loro programma. E allora io che cosa ho fatto? Ho preso il programma del 2006 e sono andato a vedere se quel contratto è stato rispettato. Nell'anno 2006 hanno fatto un contratto con voi e al primo punto del programma sta scritto: faremo il varo degli strumenti urbanistici, cioè il piano regolatore, entro 180 giorni. Sono passati 5 anni e non avete fatto niente. Su quel programma stava scritto: faremo un piano commerciale entro 180 giorni. Non hanno fatto niente. In quel programma sta scritto: noi faremo il recupero del centro storico, sfruttando finanziamenti che già abbiamo richiesti a livello regionale. Avete visto voi mai un recupero del centro storico? Niente di tutto questo. Hanno detto in quel programma che avrebbero fatto un centro per gli anziani davanti alla caserma dei carabinieri. L'avete mai visto voi questo centro per gli anziani? No. Hanno detto in quel programma che avrebbero fatto uno sportello unico per l'agricoltura. Ebbene, non hanno fatto niente di tutto questo, eppure si sono ricandidati. Ecco la vergogna. Hanno disatteso l'impegno con gli elettori. Io, badate, non vado, ho una grande difficoltà, ognuno di noi ha dei difetti. Io non riesco a violentare il cittadino in casa propria, penetrare, mi sento un intruso quando vi vengo a chiedere il voto. Ho vergogna, non riesco a raggiungervi. Mi stanno forzando da più lati e dicono che devo arrivare a chiedere il voto. Io ho un grande rispetto della privacy, della dignità dell'uomo. L'uomo deve decidere liberamente il proprio voto. Ebbene, io non sono andato quasi da nessuna parte. In 3 o 4 casi sono entrato con il programma della lista Unione e Libertà. Non ho portato il mio programma. Ho detto: vedete che al punto 4 questi signori vogliono ripristinare l'inceneritore per bruciare rifiuti organici, per bruciare l'immondizia, vogliono, e l'hanno scritto nel programma, vogliono localizzare al Pignatare una discarica per l'umido, vogliono fare un sito di stoccaggio per i rifiuti. Questo sta scritto nel programma della lista Unione e Libertà e io non voglio scendere più, non voglio chiamarvi a raccolta per manifestare nelle piazze e sulle strade, non ce la faccio più. Voi avete avuto il coraggio di scriverlo addirittura nel programma, cercate di prendere coscienza di questa verità e ribellatevi nel segreto delle urne. Questa lampadina non funziona da 10 anni, 10 anni, questa è la manutenzione che vogliono fare. 10 anni, parlano di buona manutenzione dei fiori all'occhiello, parlano di fiori all'occhiello, ma quali fiori all'occhiello? Hanno parlato qui, il capolista a parlare delle opere pubbliche, ma attenzione, io non posso farlo il comizio perché il tempo è breve, però cercherò di sintetizzare. Hanno parlato delle opere pubbliche, signori miei. Io non voglio togliere il coperchio dal vaso perché uscirà fuori tutta la verità. Teniamo via Tuoro, quello è un obbrobrio, il ponte della vergogna. Vedete quella scelta dei vecchi amministratori sbagliata si ripercuote per anni, i danni sono irreversibili. Quella strada è stata progettata in malo modo, è stata realizzata in difformità al progetto, il direttore dei lavori se n'è scappato, non ha voluto sottoscrivere la direzione dei lavori. Quella strada è stata fatta rubando i soldi ai cittadini. L'ultimo troncone della strada
ha trasgredito le norme sullo sbocco sulle strade statali, per cui quel tratto di strada è stato pagato da voi ma non è stato individuato il colpevole. E questo l'ingegnere Fucile lo sa benissimo, perché mi ha raccontato quanta vergogna sta in quella strada. Non è stato rispettato, è costato 1 milione di euro, non sono stati fatti i lavori secondo la legge, questo è il punto importante. Sono stati fatti tappetini elettorali nell'ultimo periodo, non hanno rispettato lo spessore, non sappiamo quanto abbiamo pagato, non parlate di opere pubbliche, è una vergogna. Quella rotonda che vedete, io in consiglio comunale ho stigmatizzato il grave pericolo che quella rotonda sulla nazionale poteva determinare. L'ho detto a chiare lettere e me ne è testimone il comandante dei vigili qui presente. Abbiamo fino ad oggi registrato 36 incidenti. Io l'avevo previsto e questo è il risultato, è la verità. Quindi prendiamo atto di questi fiori all'occhiello dei signori, ma vengono qui, la lista Unione e Libertà deve venire qui a dire la verità a voi, deve dirvi che il processo che ha visto recluso il sindaco di Vignadaro Maggiore per camorra è un processo che è stato incardinato nell'anno 2002. È un processo che nel 2003 il capolista dell'Unione Libertà segnala attraverso l'onorevole Diana la cattiva condotta del sindaco dicendo che armeggiava forse con la camorra. Non deve venire a dire queste verità a voi, non deve incolpare il sottoscritto, il quale ha fatto il suo dovere di cittadino, di consigliere comunale. Il consigliere comunale ha l'obbligo di riferire, deve riferire alle autorità competenti perché assume la funzione di pubblico ufficiale in seno al consiglio comunale, e chi non riferisce commette un reato. È venuto qui, l'hanno detto egregiamente gli altri oratori, è venuto qui a dire noi facciamo i corsi professionali per dare all'industria persone qualificate, specializzate secondo le loro esigenze. Ma se questi corsi professionali li fate come avete fatto quello della Proder, se voi fate quei corsi dove siete stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato, hanno preso 74.000 euro dalle tasche dei cittadini. Avete capito? E vengono a dire che vogliono fare dei corsi. Hanno detto noi creiamo i posti di lavoro. Li vogliamo questi posti? No, noi li creiamo, ha detto il capolista Unione e Libertà. Io su questo punto, vedete, devo fare un chiarimento, ho l'obbligo di farlo, sono quello più qualificato, vi devo dare contezza, chiarezza, occorre chiarezza. I concorsi a Pignatari ultimi sono stati uno scandalo, mai nella storia politica di Vignadaro Maggiore si è verificato tanto. Guardate cosa è successo, ve lo dico brevemente perché è tardi. Hanno bandito 2 concorsi, uno per vigile e uno per applicate di segreteria, un posto per vigile e 2 per applicate di segreteria. Ebbene, dopo aver fatto la selezione, e cioè dopo aver conosciuto chi erano i candidati che avevano superato la prova e quindi i potenziali vincitori del concorso, hanno ampliato la pianta organica, hanno cioè con una delibera di giunta hanno dichiarato un nuovo fabbisogno del personale. Hanno detto no, non abbiamo bisogno non di un vigile ma di 3, abbiamo bisogno non di 2 applicati di segreteria, abbiamo bisogno di 6 applicati di segreteria, senza che vi sia stato però, badate bene, nell'anno 2010 nessuna moria di impiegati, non ci sono stati 10 impiegati, 8 impiegati che sono andati via in pensione. E nonostante tutto, questo è un reato, non si può in corso d'opera, quando si è fatto il bando di concorso dopo non si può ampliare la pianta organica, perché si lede un diritto del cittadino che non ha potuto partecipare. Guardate che loro hanno violato le più elementari regole del gioco, non hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso. E quindi non tutti i cittadini della Repubblica Italiana hanno potuto partecipare, non hanno effettuato la procedura di mobilità
determinando un grave danno erariale allo Stato. Questo è gravissimo, ma questo non basta. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che hanno dato quei siti errati, sbagliati, loro stesso, la commissione stessa ha verbalizzato gli errori dei quesiti, dopo averli dati ai candidati ha detto ma scusate abbiamo sbagliato, invece di una risposta esatta sono due le risposte esatte, quando nel bando c'era scritto l'opzione e su 5 quesiti, su 5 risposte doveva essere una sola, loro hanno detto vabbè ne possono essere anche 2, ma è una cosa regolare questa? Su tutto questo non credo possa essere conforme a legge, ma se a questo poi noi aggiungiamo il fatto che molti testi, alcuni test, alcune prove sono state date prima della prova d'esame, alcune prove sembrerebbe che siano state date prima ai candidati, allora si capisce perché è tutto un imbroglio. Allora io su questo fatto vi dico che è inutile che i vostri figli vanno all'università a studiare, vanno alle scuole per dire noi siamo i migliori. Qua non vince il principio vinga il migliore, vinga il figlio del consigliere, vinga il figlio del parente. Quindi questo è successo. Vedete, la questione morale a noi ci preoccupa molto, soprattutto in questa campagna elettorale. Sta diventando merce di poco conto da spacciare sulle bancarelle di un ulteriore gioco politico. La questione morale è diventata il problema del giorno, ma in uno Stato democratico forte, in una istituzione comunale forte, non deve essere una questione, ma non deve essere neanche un problema, deve essere una naturale misura dell'agire pubblico e privato di tutti i giorni, nessuno escluso. Vi è stata in verità, io lo dico perché devo sintetizzare, vi è stata una camorristicità di comportamenti e di azioni da parte di amministratori, da parte di pubblici funzionari, e hanno affermato il primato di una diffusa illegalità, pur senza amarsi, pur senza uccidere, pur senza gestire direttamente il pizzo, hanno affermato il primato di una diffusa illegalità. Alla illegalità di ogni giorno si è accoppiata l'illegalità di ogni minuto, che ha disgregato il coraggio morale e ha fatto rivivere il disordine che si è fatto regola. A noi questo ci preoccupa, noi vogliamo trasparenza, il rispetto delle regole. Vedete, i principi etici e morali non si possono imporre con la forza delle leggi, o si posseggono o non si posseggono. Io voglio fare qui una citazione del grande statista Aldo Moro, che all'indomani, al Consiglio dei Ministri, all'indomani del referendum, ebbe a dire: lo spirito del tempo consiglia a noi cristiani di testimoniare con la forza dell'esempio i nostri valori, piuttosto di pensare di poterli imporre con la forza delle leggi. Questa frase ha due significati importanti: il rispetto per gli altri, il senso laico dello Stato, e l'idea che non si possono imporre con la forza delle leggi i valori etici e morali. Noi perciò invitiamo agli amici dell'altra lista, i quali 8 persone, 8 candidati di quella lista sono inquisiti per reati diffamanti. 6, mi corregge l'amico, 6 voglio dire la ex giunta, che è la continuità logica di quella vecchia gestione, sono inquisiti per reati infamanti. Ve ne cito qualcuno per dire attenzione, perché c'è sempre qualcuno che è pronto a dirlo, falso ideologico in atto pubblico. Relativamente ai concorsi hanno approvato
hanno approvato atti non ancora venuti in essere. Il 10-12-2010 hanno approvato gli atti del 17-12, del 21-12 e del 29-12-2010. Queste sono cose gravissime, vuol dire che c'è una enorme superficialità, ma non si tratta di un falso innocuo, ad un errore, perché l'errore è umano. No, sono falsi finalizzati ad ottenere un obiettivo, un'assunzione entro il 31-12 di 9 unità, fatte secondo un criterio clientelare senza il rispetto delle regole. Questo è il punto. Noi vogliamo partire dalla verità delle cose, vedete? Perché guardare in faccia alla realtà è la condizione necessaria per superare la crisi, è la condizione imprescindibile per accettare la sfida e vincerla, per avviare il cammino dello sviluppo, per avviare la crescita dei consumi, per avviare il volano dell'economia, per eliminare le ingiustizie sociali, le disuguaglianze. È chiaro, questo noi teniamo in mente con questi propositi di proseguire nella nostra azione amministrativa. Vedete, se vogliamo partire dalla verità delle cose non possiamo non parlare della patrimonio Pignataro SRL. Mi dovete consentire, se vi trattengo ancora un minuto, cercherò di essere rapido. Questa patrimonio fu costituita nel 2007 con un preciso intento. La maggioranza politica disse: vogliamo costituire questa società a capitale interamente pubblico, la vogliamo costituire perché vogliamo una economia di spesa. Rispetto all'esternalizzazione del servizio veniva costituita questa società per ottenere un'economia di spesa. Nel 2005 Pignataro Maggiore pagava intorno a 350.000 euro l'anno il servizio dell'igiene urbana. Nel 2010 il comune paga, voi pagate, non il comune, voi pagate 1.200.000 euro per il servizio di igiene urbana. Altre che economia di spesa, ma quale economia di spesa? Ma cittadini, io a voi ve le devo dire le cose, perché da voi voglio il voto, ve lo chiedo umilmente, con molta libertà. Ma voi ritenete veramente che Pignataro per l'igiene urbana abbia bisogno di 14 autocarri? Abbia bisogno veramente di 14 polizze RCA? Abbia bisogno veramente di 14 assicurazioni sull'infortunio? Io non credo. Per pulire Pignataro di 7.000 abitanti bastano pochi automezzi. Veramente il contratto che fu fatto in consiglio comunale prevedeva l'acquisto di 5 piccoli autocarri, uno grande e 4 piccoli. Ebbene siamo arrivati a 14 unità. Ecco perché la tassa sui rifiuti solidi urbana aumenta, poiché la tassa sui rifiuti solidi è a carico totale dei cittadini. Se questa società incrementa il parco veicolare, se questa società crea assunzioni clientelari non finite, ebbene è chiaro che questa tassa sui rifiuti aumenta a dismisura. Io non voglio, voi mi chiedete: ma tu cosa vuoi fare con la patrimonio adesso che vai al governo del paese? Io non faccio miracoli, io devo rispettare le regole, le leggi, i contratti stipulati. Una cosa è certa, la farò, ve lo dico spassionatamente. Mi sono accorto che tra gli assunti operatori ecologici assunti vi sono persone che girano con Mercedes da 50.000, 30.000, 80.000 euro, hanno rendite per fitti di case, di negozi e stanno guidando l'autocarro della nettezza urbana. Io questa graduatoria certamente non la convalido. Farò in modo che le persone più deboli economicamente, le più disagiate, dovranno, perché vedete, per essere operatore ecologico, per raccogliere l'immondizia e buttarla negli autocarri non occorre il diploma, non occorre una selezione particolare, una prova speciale. È stato scartato un genitore che ha un figlio handicappato, un figlio che ha degli handicap, è stato discriminato
preferendo persone che viaggiano in Mercedes. Questa è una vergogna. Io invece darò spazio a persone più bisognose. E voglio chiudere, però voglio fare un attimo, chiedo scusa, ma fatemi chiudere. Sì, voglio fare chiuderò, ci sentiremo la prossima volta con un comizio più articolato, perché io ho dovuto fare la sintesi di tutti i comizi fatti. Voglio fare una citazione di una poesia scritta dall'amico professore Giuseppe Roto, che l'ha scritta e l'ha pubblicata sul sito. Io vi dico solo l'ultima strofa, l'ultima parte di questa poesia. È una poesia rivolta al candidato sindaco, a chiunque sarà eletto sindaco, e dice, in estrema sintesi, dice questa poesia che il nuovo sindaco deve in ogni casa, anche con gli artigli, tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. Questo lo dice Giuseppe Rotoli, che è un uomo, ricordatevi, è un uomo che da anni, chiedo scusa comandante, da anni concepisce la politica come in una maniera, seguitemi, in una maniera esigente di vivere un impegno cristiano a servizio degli altri. Non so se essere stato chiaro. Paolo VI diceva in una lettera apostolica, diceva che la politica è una maniera esigente di vivere in maniera cristiana un impegno politico a servizio degli altri. E questo professore Rotoli è stato colpita la sua famiglia da un male oscuro, e lui con grande fede ha superato questo ostacolo, e io gli auguro che la Madonna di Pompei, che oggi è entrata nella nostra chiesa, possa risolvere questo problema. Ecco che cosa dice il professore Rotoli: difendi i docenti, difendila, prima che le nostre ragazze abbiano un corpo da neri, difendila e Dio ti difenderà. Questo è il messaggio che ci dà un poeta, cerchiamo di seguirlo e io lo seguirò. Grazie, ci vediamo, viva Vignadaro!